sicuramente una doccia fredda per le farmacie, non ci aspettavamo un annuncio così impellente e a breve termine. Lunedì per noi sarà una giornata veramente di fuoco. L'annuncio ieri in conferenza stampa del presidente Zaia della possibilità da lunedì di effettuare gratuitamente in farmacia i tamponi non solo di fine quarantena ma anche di fine isolamento ha colto di sorpresa i farmacisti. A raccontare di un infuocato scambio di messaggi tra colleghi è il vicepresidente di Farmacie Unite Federico Conte, che mette in fila una dopo l'altra le preoccupazioni della categoria. È l'informazione alla popolazione. Delle regole certe di quello che dovranno fare per arrivare in farmacia a fare il tampone di fine isolamento e di fine quarantena. Poi abbiamo la necessità di sapere come funzionerà il portale dove inserire i dati di questi utenti. È fondamentale, spiega Conte, che i cittadini sappiano con che documentazione arrivare in farmacia, altrimenti saremo costretti a fermarci per spiegare loro cosa serve per il tampone. Rischiamo poi di interrompere il servizio farmaceutico di dispensazione dei farmaci per assembramenti non corretti nelle nostre farmacie. Dalla categoria un appello proprio ai cittadini perché domani non prendano d'assalto le farmacie. Calma, e noi cerchiamo di non affollare le farmacie lunedì mattina perché Certo. probabilmente non riusciremo a È chiaro. dare soddisfazione al servizio in questo modo. Le farmacie che sono aperte ai tamponi lunedì mattina e danno questo servizio probabilmente saranno già occupate. I farmacisti attendono dunque i chiarimenti richiesti. Attendiamo un'informativa chiara da parte delle autorità della regione, che ci dicano cosa dobbiamo dire, come dobbiamo fare e soprattutto diano delle indicazioni chiare ai cittadini. Io spero che tra oggi e domani possa esserci una circolare, un'indicazione chiara da parte della regione. Noi su questo poi ci organizzeremo e daremo delle indicazioni.